Il messaggio che io do è in linea con quanto abbiamo vissuto anche recentemente nel nostro convegno diocesano Abita la terra e vivi con fede, quella terra nella quale, è quello che celebriamo a Pasqua, il Signore Gesù ha accettato di cadere e nella quale ha accettato di essere sepolto come chicco di grano che ha dato totalmente la sua vita per amore, impegnandosi così, accettando di legarsi e di cadere e di donarsi in questa terra che è la nostra Chiesa, che è la nostra città, che è il nostro territorio, con questo atteggiamento di spirito che è il dono di sé, incontreremo quello che Gesù stesso ha incontrato, cioè la risurrezione. E allora l'augurio che io faccio è proprio questo, che tutti quanti riusciamo davvero a vivere i sentimenti di Gesù, l'atteggiamento di dono di noi stessi, l'atteggiamento con cui ci leghiamo e accettiamo di incarnarci con fede nella terra in cui abitiamo, e questo ci prospetta di partecipare alla stessa sorte di Gesù, la risurrezione, la vita vera per noi, vita vera anche per tutti coloro che noi incontriamo e ai quali portiamo un messaggio di speranza. Ecco, l'augurio è quello di riuscire a portare con questo spirito speranza e gioia a tutti quelli che incontriamo, non solo nelle nostre famiglie, ma anche in tutti gli ambienti in cui noi viviamo e incontriamo le persone. Auguri a tutti in questo senso, in modo particolare a chi è maggiormente impegnato nelle nostre comunità parrocchiali, perché possa farsi strumento di speranza e di gioia per tutti.